Il rischio è proprio questo, che in Italia chi ben amministra, chi ben si comporta, poi alla fine si trova a dover pagare il conto doppio. Ecco, questo non lo vorrei. Io rappresento 580 sindaci virtuosi, quelli veneti, che non hanno mai speso un euro in più di quelli che potevano spendere. Adesso però chiediamo che non ci vengano tolte risorse per delle opere che sono importanti per il futuro delle nostre comunità. Passano i governi, ma il copione si ripete, si taglia i comuni, soprattutto a quelli virtuosi. Era successo con i fondi della rigenerazione urbana, fronte caldissimo per tutto il 2022, è accaduto anche stavolta con il ministro Raffaele Fitto che in cabina di regia, annunciando la revisione del PNRR, ha di fatto tagliato 13 miliardi inizialmente previsti per gli enti territoriali. Qualche rassicurazione da Roma è già arrivata, ma non può bastare. Il governo si è già espresso in tal senso dicendo che comunque queste risorse del PNRR sono state spostate e verranno sostituite con risorse ministeriali. È altrettanto vero che dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo bisogno di coperture finanziarie anche perché i cantieri sono in fase di inizio e quindi non vorremmo rimanere con delle cattedrali del deserto o peggio ancora delle opere incompiute. Ancora una volta una battaglia di territorio più che partitica, in ballo del resto ci sono molti cantieri. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente Lanci Veneto, serve chiarezza, è necessario che il governo recuperi eventualmente questi 13 miliardi di tagli, anche perché vi ricordo che Montebelluna è riuscita a intercettare oltre 13 milioni di euro del PNRR. Se ciò non avvenisse sarebbe un disastro per i comuni, nel senso che le progettualità finanziate col PNRR non troverebbero altra fonte di finanziamento nelle casse comunali, che sono già in forte sofferenza, e quindi noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ovviamente devono essere finanziate le buone progettualità, e parlo di quelle venete, perché sono quelle progettualità che rispettano perfettamente i criteri del PNRR.